Buongiorno, buongiorno. Buongiorno. Siete che è macelleria questa? Certamente è macelleria. Siete che questa è macelleria dove vendono i cervelli? Resca, se sta samuto che ancora è illegale. È illegale? Ma cervelli proprio umani? Certamente, umani, di gente, persone comuni. Ma senti, ma a me lo fa bene questo cervello? Come no? Gli piacciono ci fa benissimo. Gli fa diventare più intelligenti. Allora siete, come si fa? Come si fa? Ma non sto con me, a moglie da banda. Avanti, ora potremo parlare tranquillo. Come vedete abbiamo una vasta gamma di cervelli umani di tutte le misure e di tutte le maniere. Io sento, per esempio, quando viene il cervello di ingegnere? Ecco, dopo già stiamo parlando di gente laureata. Cervello numero 1. Parlando con lei, cervello di ingegnere, ci vogliono oggi come oggi 18.000 euro a chilo. 18.000 euro? 18.000 euro. Minchione. Senti, scusa, ma non ci dai più picca? Certamente. Possiamo passare, per esempio, a cervello di diplomato. Ad esempio, ragioniere, geometra, un perito qualsiasi. E perché questo è più picca? E certo, il cervello di diplomato è lo stesso di uno laureato. Diciamo che un cervello di questo genere ci viene a lei, che è cliente nuovo e la voglio rispettare, 6.500 euro a chilo, va bene? 6.500 euro? E chilo? Vabbè, questo è il prezzo, va. Insomma, non è che è poco, va. Senta, facciamo una cosa, va. Tagliamo la testa a toro? Avanti, mi daresti mezzo chilo di cervello da carabinieri. Va bene, come vuole lei. E ce la taglio per cotolette? No, parosteri. Ok. Mezzo chilo di cervello di carabiniere, fresco. Avanti, quanto pago? 22.000 euro. Ma come? 22.000 euro? Mezzo chilo di cervello da carabinieri? Chilo di ingegnere, laureato, 18.000 euro a chilo. E chilo di geometra, del ragioniere, 6.500 euro a chilo. E questo viene 44.000 euro a chilo. Cervello da carabinieri. Senta, amico bello, ma lei lo sa quando carabinieri ci vogliono per cucchiare un chilo di cervello?